terza corsa dal Arcoveggio e cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio sono in 11 al via: Gaston, Gerbera Jet, Giunone Jet, Galassia Bag, Gildi Girifalco, Gamble Trio in prima fila, Gina Cap, Garin Lubi, Gravina MF, Giorgio dei Greppi e Gas Gas BFC in seconda. I favori sono tutti per Gravina MF, numero 9 Matteo Zaccherini in sediolo, macchina che accelera. Cavalli partiti con la velocità iniziale di Galassia Bag e di Gildi Girifalco, che trovano però posizione in Gaston, mentre parte benissimo George dei Greppi, che va subito secondo alla corda. Insiste però Galassia Bag nei confronti di Gaston, si avvantaggia, mentre c'è l'errore di numero George dei 10 Greppi. Giorgio dei Greppi squalificato. Numero 8 Garin Lubi squalificato. Numero 7 Gina Cap squalificato. A Galassia Numero Bag, 3 costringendola a Giunone Jet sistemarsi in seconda squalificato. posizione. Operazione che riesce dopo 400 metri in 29,7 all'esterno. La progressione di Gas Gas BFC, che viene superato da Gravina MF. Gravina progredisce in breve, si porta su Gaston. Quando siamo al completamento dei 600 in 46,4. Gravina gradualmente va su Gaston, tende ad avvantaggiarsi. Più indietro c'è ancora Galassia Bag con al largo Gas Gas BFC, poi anche Gerbera Jet che cerca di avanzare. Intanto è passato in vantaggio Gravina, conduce dopo 1 chilometro completato in 1:15,5. Gravina in vantaggio, non lasciatevi ingannare dal numero 7 Gina Cap, che era di galoppo. Quindi in vantaggio è Gravina, che cerca di prendere il largo dagli avversari, è inseguita da Gaston. Gaston in seconda posizione, gli altri faticano a progredire e Gravina è sempre nettamente in vantaggio all'ingresso in retta d'arrivo. Gaston in seconda posizione, gli altri a lottare. Gravina MF nel finale deve soltanto controllare la situazione per venire a concludere facile vincitrice la lotta per il secondo posto. Vede emergere all'interno il numero 5 Gil di Girifalco. Andiamo a rivedere, sì, Gil di Girifalco dovrebbe essere, mentre al terzo è il Gaston probabilmente. Andiamo a rivedere comunque l'arrivo, 32,6, gli ultimi 400 metri, a dire che la spesa nei primi 800 è stata notevole, ma Gravina ha vinto comunque molto molto bene. Il secondo posto sia del numero 5 Gil di Girifalco e al terzo dovrebbe essere Gaston. Vittoria dunque e raddoppio per Matteo Zaccherini. Gravina MF questa volta per Gennaro Casillo e per conto del signor Stefano Sacchi.